Siamo con l'allenatore della Visana Calcio 8 Di Pasquale, un ottimo modo per centrare la 16ª vittoria 3-0 contro i secondi in classifica. Adesso si attende l'esito della sfida fra Locanda Matteini e Funus per sapere chi affronterete ai playoff. Sì, diciamo che questa sera un anticipo di quello che potrebbe essere insomma una finale, sempre se loro comunque passano il turno con la Locanda. Abbiamo fatto questa sera un'ottima partita, ho chiesto ai ragazzi solamente di giocare una partita anche se diciamo, non ci giocavamo niente, abbiamo chiesto di fare del tutto insomma, per portare a termine un buon risultato, ma a livello di risultato anche proprio il gioco mi è piaciuto e niente, comunque loro sappiamo che è una buona squadra e niente, se tutto va bene insomma ci vedremo in finale. Come si conduce una stagione con 16 vittorie, un pareggio e una sconfitta? Qual è il segreto? Guardi, devo dire che come società siamo stati fortunati perché siamo riusciti a portare i ragazzi al campo ogni partita sempre gli stessi e quindi questo ci dà una forza anche di amalgamare insomma, questa squadra perché comunque è giovane e questa ci ha dato la forza di portare a casa tanti risultati buoni, comunque a parte questo comunque abbiamo anche dei giocatori di qualità in mezzo al campo, davanti, dietro, comunque è una squadra costruita per fare il risultato insomma. Se riaffronterete il Funus ve lo aspettate diverso come match? Sicuramente, sicuramente. Grazie mille. Prego.